Pasquetta, dove la trascorrerà? A casa, Ma quest'anno o è di abitudine? di abitudine. Non guardo tanto le feste. A casa, sì. L'anno scorso sono stato qua, 2 anni che sono qua, quindi continuiamo così. È a casa purtroppo, sono a casa con mio figlio e con mio marito, le festeggiamo a casa. Ma gli altri anni era d'abitudine andare via o comunque Sì, si faceva un giretto magari, sì, dopo mangiato si faceva un giretto e negli anni precedenti il picnic, ma ormai non ce lo ricordiamo più. Non ho ancora programmi per il giorno di Pasquetta. dipenderà anche un po' dal tempo. Dal magari. tempo, esatto, dalla disponibilità dei miei amici. Io la trascorrerò a Bibione. Sono un turista che vive all'estero da 25 anni, sono un italiano che non vive qui e la trascorrerò a Bibione dove ho un piccolo appartamento e sono venuto qui perché il clima lo permette, perché la regione è bellissima. Quindi farà anche le terme, a Bibione ci sono le terme. Vedremo, è possibile, è possibile. Non sappiamo ancora. Dipenderà un po' dal tempo. Esatto, brava, se piove o non piove. Ma se quest'anno il tempo è bello, pensate di farlo? Grigliata al piave anche quest'anno. Ma penso a casa, visto che siamo ancora in pandemia, visto che comunque c'è sempre tanta confusione, preferisco non stressarmi la vita, insomma. A casa. Di solito era fuori nei colli iberici, ma quest'anno non facciamo niente. Pasquetta, dove la trascorrerà? No, questa è una domanda che non mi può fare. Io non lo so, signora. No, non ne ho proprio idea. Non vado via perché sono povera e quindi bisogna rimanere qua, ma poi i giovani non sanno mai che cosa fare, quindi decideremo all'ultimo, non si sa. Magari andiamo a Venezia, cioè per dire qua in zona, ma non tanto distante, ecco.